Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, termina 1-1 il match tra Catania e Cavese al Massimino, al rigore trasformato da Stoppa nel primo tempo ha risposto nella ripresa il colpo di testa di Fella, per i rossazzurri un mezzo passo falso. E adesso sentiamo il commento del tecnico toscano. Bisogna fare qualcosa in più per portare la partita dalla nostra parte. Cavese non ha mai superato la metà campo, un calcio piazzato, abbiamo subito gol, bisogna dare qualcosa in più se vuoi portare a casa queste partite. Poi la sfortuna, 3 palle gol davanti alla porta di Gennaro, di Inglese e di Sturaro alla fine. Il diavolo come se si è messo di traverso, però io sono più rammaricato per i ragazzi che meritavano questa vittoria, per quello che fanno durante la settimana, per come si allenano. Li ho visti incazzati perché volevano regalare questa vittoria al nostro pubblico e a loro stessi, perché sapevano che venivano da 2 partite dove avevano fatto 2 grandi prestazioni. In un momento anche di difficoltà stanno stringendo i denti e lavorano con tanta dedizione. È un peccato non portare a casa una partita del genere. Brutto stop del Trapani che al San Nicola di Bari è sconfitto per 2-1 dall'Altamura. Franco Camarrasana. Rimedia alla quinta sconfitta in campionato il Trapani ad opera del team Altamura al San Nicola di Bari, dopo un avvio promettente con un gioco abbastanza fluido ma poco incisivo in fase conclusiva, consente alla squadra pugliese di prendere campo e di distendersi in pericolose contropiede. Al 33esimo infatti arriva il vantaggio della squadra di Donato, che approfitta di un clamoroso errore dei Granata per battere Seculin su una conclusione di Giuseppe Simone. Accusa il colpo il Trapani, che al 43esimo rischia di subire il raddoppio. Seculin respinge una conclusione di testa di Silletti, ma Grande calcia sopra la traversa. Nella ripresa al 10° il Trapani si fa vivo con una conclusione di fallo, ma il portiere Boiola neutralizza senza problemi. Al 20° botta e risposta tra le 2 squadre. Dapprima Mattia Rolando finalizza una ripartenza e porta l'Altamura sul 2-0. Un minuto dopo però, su un diagonale di Lescano, Fall spinge in rete una corta respinta del portiere Vola. Il Trapani prende coraggio, si riversa nella metà campo avversaria, impegna Viola al 33esimo con una conclusione di testa di Lescano, sfiora il gol al 39esimo e al 43esimo con Spini e Celiento, ma l'Altamura si salva in angolo e mette in cassaforte la preziosa vittoria. Trapani sicuramente da rivedere in vista della gara di domenica prossima col Benevento. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.